Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Per la tua pubblicità su TVA, chiama il numero 337 96 55 60. Si è conclusa la 76esima festa del mandorlo in fiore, vincitore del Tempio d'Oro la Colombia, diverse le criticità in città. Presentate oggi le giornate FAI di primavera per i prossimi 23 e 24 marzo, tra i luoghi da visitare l'alloggio prefettizio, il giardino del Libero Consorzio e della Colimpetra. Seconda edizione di Arte e Gusto organizzata dalla CNA per presentare le eccellenze del territorio e il sapere fare dei maestri artigiani. Congresso cittadino d'Italia Viva, l'ex assessore Lala ufficializza la sua adesione al partito di Renzi. Congresso regionale a Caltagirone dell'Ordine dei giornalisti, tra i riconoscimenti anche quelli alla nostra collega Margherita Trupiano per i suoi 35 anni di iscrizione all'albo, nostra intervista al presidente dell'Ordine di Sicilia Gueli. Perde l'Akragas per 3-0 in trasferta con la San Carlodese, il Pro Favara vince ad Aspra per 3-1. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno di TVA Notizie. Il gruppo folk della Colombia conquista il Tempio d'Oro in occasione del Festival del Mandorlo in Fiore che si è tenuto ieri ad Agrigento. Il servizio. Il gruppo folk della Colombia ha conquistato il Tempio d'Oro tagliando per la prima volta il traguardo vittorioso del 66esimo Festival internazionale del Mandorlo in Fiore ad Agrigento. In un pomeriggio assolato e primaverile, ai piedi del Tempio della Concordia, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, si sono esibiti gruppi folk internazionali che hanno animato l'intera settimana della kermesse agrigentina. Intorno al palco migliaia di spettatori, tra cui tanti visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia e del resto d'Italia. Al fianco del Tempio d'Oro alla Colombia sono stati assegnati per la prima volta il Tempio d'Argento e di Bronzo al secondo e al terzo classificato, rispettivamente alla Georgia e il Messico, poi alla Polonia il premio delle migliori musiche, alla memoria dei maestri Licausi, il premio per la migliore danza alla Serbia, per il miglior costume all'Ecuador, il premio Ugo Re Capiata assegnato dall'Assostampa è andato all'Ucraina e anche quello della società Dante Alighieri. Al Giappone è stato invece consegnato il premio Costa del Mito del distretto turistico Valle dei Templi. Il premio Gigi Casesi è andato al gruppo dell'Albania, il riconoscimento in memoria di Dario Danila alla Lettonia. Allo spettacolo hanno assistito i vertici delle istituzioni, tra cui l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato, il prefetto di Agrigento Romano, il sindaco Micichè. Tutti hanno sottolineato la partecipazione popolare emotiva e il successo riscorsi per questa edizione, occasione utile anche per rinnovare e rilanciare il messaggio di concordia e di amicizia, insito da sempre nella festa del Mandorlo in Fiore. Diverse anche le criticità che si sono registrate nel corso della manifestazione, tra questi il traffico che ha paralizzato interamente la città, la mancanza adeguata di parcheggi, atti a ricevere i tanti turisti che sono arrivati in città, ingressi contingentati solo per 5.000 turisti, la raccolta fondi del gruppo dell'Ucraina per la guerra, le delegazioni dei gruppi maltesi e spagnoli hanno lamentato carenze per gli alloggi e il vettovagliamento e i bagni chimici sono risultati pochi per i tanti visitatori. Soddisfazione espressa dal primo cittadino Miccichè e dall'assessore Scarpinato presente per l'occasione. Sono veramente contento e la parola che mi sovviene è orgoglio. Orgoglio per questa 76esima edizione, orgoglio per il Mandorlo in Fiore, orgoglio perché Agrigento è
Capitale della Cultura 2025, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo in sinergia col Comune, la Regione al fianco del Sindaco, ma anche col Governo regionale. Il Ministro San Giuliano ci ha messo anima e corpo, è vicino anche a noi, al nostro lavoro quotidiano che si fa per questa Sicilia, portando sempre alti i colori di Agrigento. La sinergia ha funzionato, la squadra ha funzionato, se da soli non si va mai da nessuna parte, noi e il mio staff sono stati bravissimi nell'organizzare questo evento, 76esimo Mandorlo in Fiore, un miracolo che si ripete ogni anno, quest'anno ancora in maniera molto più forte, la regione siciliana ci è stata accanto fino proprio all'ultimo minuto, l'assessore Scarpinato non ha abbandonato un secondo il palco e anche le vie della città, a dimostrazione che proprio il governo siciliano è vicino alla nostra città. Abbiamo raggiunto questo obiettivo della capitale italiana della cultura del 2025, penso che questa sia stata una vetrina meravigliosa affinché i turisti possano conoscere la nostra città. Ringrazio anche qui accanto a me c'è il coordinatore di questo Mandorlo, a cui rimando la parola. Il bilancio l'abbiamo fatto durante tutta la settimana, il bilancio l'ha deciso la città di Agrigento che ha affollato tutti i nostri eventi, siamo stati felici di registrare il tutto esaurito nei bed and breakfast, nelle strutture. La felicità perché tutta la città, tutta la Sicilia ha partecipato con grande entusiasmo. Il trucco è stato forse quello di riportare ciò che la gente in fondo desiderava, cioè riportare tutto ai veri valori dei padri fondatori della manifestazione. Assolutamente sì, il Mandorlo in Fiore è il fiore all'occhiello della città di Agrigento e dell'intera provincia, posso permettermi di dire, perché oggi con la presenza anche dei sindaci è stato veramente significativo. Con l'avvento di Capitale Italiana della Cultura, questa comunità agrigentina che si stringe e che si allarga dalla provincia, si stringe verso Agrigento e insieme per un festival che è destinato a crescere sempre di più, l'abbiamo visto questa settimana con la partecipazione e il sentimento proprio degli agrigentini, ma anche delle persone che sono venute a trovarci da ogni dove. Abbiamo avuto un bellissimo riscontro da parte del pubblico che è venuto proprio nel fine settimana. Abbiamo fatto bene l'anno scorso a spostare la tradizionale fiaccolata dal mercoledì al venerdì, perché abbiamo così consentito e alle famiglie dei comuni vicini e anche ai turisti di venire ad Agrigento, fare un pernottamento in più e quindi incentivare l'economia. Una manifestazione bellissima, si è appena conclusa, è andato tutto bene fortunatamente, quindi adesso dobbiamo pensare immediatamente all'edizione del 2025 di Capitale Italiana della Cultura e quindi metterci al lavoro per ancora accrescere la qualità di questo festival, che è il fiore all'occhiello della nostra città di Agrigento. Presentate oggi le giornate FAI di primavera per i giorni di sabato 23 e domenica 24 alla presenza del prefetto e del sindaco di Agrigento in vista di Agrigento Capitale della Cultura. Si potranno visitare 4 siti: l'alloggio prefettizio, il giardino della Colimpetra e quello di Villa Genuardi, quello botanico con il teatro dell'Efebo del Libero Consorzio di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento presentato oggi. Si presentano oggi le giornate FAI 24, è un programma sicuramente interessante. Ecco, Presidente, se ci può illustrare i luoghi interessati nel nostro territorio. Sì, il protagonista di questa edizione sarà il racconto del nostro patrimonio storico-artistico e paesaggistico, che è un po' anche la missione sociale ed educativa del FAI. Apriremo 4 siti, tutti e 4 ad Agrigento, per celebrare Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Partiamo dalla prefettura, in particolare l'alloggio prefettizio e la Scala Reale, e così potremo parlare anche del ruolo dello Stato nel territorio, e poi ovviamente apriremo 3 giardini storici importanti per parlare di ambiente. Il FAI è Fondo per l'Ambiente, e quindi abbiamo il giardino botanico, questo grande polmone verde al centro della città, e poi che abbiamo anche valorizzato, e poi ancora il giardino di Villa Genuardi, un paesaggio meraviglioso, ricco di biodiversità, e poi il giardino della Colimpetra, il nostro giardino che un po' tutti conoscete. Quindi vi aspettiamo 23 e 24 dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 17, e anche la nostra giornata di raccolta fondi, e quindi vi invitiamo a essere generosi. Non dimentichiamo che le nostre guide saranno gli apprendisti ciceroni degli istituti scolastici del territorio, che ringrazio. Ecco, il ruolo di FAI Giovani qual è in queste prossime giornate, che vedrete aperti alcuni luoghi importanti della nostra città?
Sicuramente il ruolo del FAI Giovani, quello come tutto l'anno, è di avvicinare anche i giovani, diciamo una fascia di età, quella che va dai 16 ai 35 anni, ai luoghi e alla valorizzazione di questi luoghi, soprattutto attenzionati alla nostra provincia. Giornate FAI in vista di Agrigento 2025. Agrigento è interessata da diversi luoghi, diciamo, che saranno interessati alle giornate FAI. Sì, io ringrazio il FAI, ringrazio l'avvocato Taibi, ringrazio coloro i quali stanno organizzando queste giornate. Il FAI è molto sensibile per l'ambiente e la tutela del nostro patrimonio ambientale. Penso che proprio in virtù del 2025 ci possa dare una grandissima mano d'aiuto. Dottor Achille Contino del Libero Consorzio, ecco anche il Teatro dell'Efebo è inserito in questa, diciamo, giornate FAI. Sì, certo, quest'anno presenteremo il giardino in modo un po' diverso perché abbiamo fatto dei lavori, abbiamo riqualificato la zona alta, quindi tutta la zona della Cava dei Templi, lì dove gli schiavi cartaginesi hanno estratto i blocchi di tufo per costruirli i templi, e quindi questa zona è stata tutta riqualificata, sarà visitabile, i ragazzi potranno visitarla, anche gli ipogei sono stati totalmente ristrutturati, saranno fruibili, illuminati, si potranno organizzare convegni, mostre e qualsiasi attività culturale si voglia organizzare, quindi il giardino si presenta più completo. A giorni presenteremo anche il giardino digitale, in quanto 50 piante verranno georeferenziate e ci saranno dei codici QR, quindi i visitatori potranno acquisire informazioni su queste piante semplicemente fotografando col loro cellulare, avendo un'informazione completa del giardino. Il giardino si presenta splendido, ben organizzato e quindi ci fa piacere poterlo avere inserito nelle giornate FAI di primavera. Ma io direi che posso parlare personalmente dell'importanza delle giornate FAI di primavera in prefettura, nel senso che poi sarà il FAI a descrivere la loro iniziativa. Per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, la cosa importante per noi è aprire il Palazzo del Governo. Governo è una parola che spesso viene vista in antitesi a popolo, c'è il popolo e c'è il governo. Invece dal nostro punto di vista il governo non è che è l'espressione fondamentale di un popolo. E quindi questa è casa del popolo e il popolo deve poter entrare. Poi popolo è un termine forse un po' desueto che significa tutto e niente. Diciamo che qualsiasi cittadino agrigentino deve poter conoscere i palazzi storici più importanti, ma soprattutto questo, che è il palazzo dove ha sede il governo nazionale e dove quindi lo Stato si incontra con la città. Il Liceo Classico e Musicale Empedocle è interessato a questa iniziativa? Sì, ancora una volta il Liceo Classico e Musicale accoglie l'iniziativa con grande entusiasmo, nella consapevolezza della grande valenza culturale delle giornate FAI, appunto. Infatti da un lato favoriscono la conoscenza dei beni culturali, artistici, monumentali presenti nel nostro territorio, dall'altro sono l'occasione per mettere in atto una metodologia didattica che è proprio quella che vede i ragazzi protagonisti del loro stesso percorso di crescita. Per cui eccoci qua con i nostri ciceroni pronti ad accompagnare i visitatori. Coinvolti anche voi in questa iniziativa? Sì, il Giardino della Colimbetra è aperto tutti i giorni dell'anno, però in occasione di giornate FAI di primavera sarà accessibile con un piccolo contributo che chiaramente ci aiuta a mantenere questo e altri 70 beni aperti in tutta Italia e quindi ecco, approfittate di sabato 23 e di domenica 24 per venire a fare una passeggiata in questo angolo di paradiso all'interno della Valle dei Templi. Ci saranno i piccoli ciceroni della scuola Rita Revi Montalcini, Plesso Federico II ad accogliervi e ci saranno anche gli studenti del liceo linguistico Leonardo che forniranno anche delle piccole visite in lingua così da poter accogliere tutti, sia italiani che stranieri. Si è svolta sabato scorso la seconda edizione di Arte e Gusto, le eccellenze del territorio, il sapere fare dei maestri artigiani, organizzato presso il Palacongressi di Agrigento dalla CNA. Abbiamo seguito l'evento. CNA Arte e Gusto in questa iniziativa al Palacongressi, inserito nell'ambito del Festival del Mandorlo.
Siamo alla seconda edizione, è stata una giornata ricca di eventi per promuovere il territorio, per promuovere le nostre imprese, l'artigianato e l'economia. Questa è una vetrina importante perché noi vogliamo, attraverso la presenza di CNA e attraverso l'economia turistica, dare un contributo anche in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Infatti questa mattina abbiamo tenuto un seminario dal titolo "Le esperienze CNA dei nostri artigiani incontrano il turismo internazionale". Infatti abbiamo incontrato il responsabile del TTG di Rimini, con cui abbiamo avviato un rapporto di collaborazione. Già a ottobre abbiamo avuto 8 buyers qui ad Agrigento, ne avremo di più e soprattutto con un progetto mirato in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, perché la cultura, l'artigianato e appunto le nostre aziende, le nostre botteghe, ecco, queste sono delle occasioni che servono per creare sviluppo, per creare benessere, per creare occupazione. E oggi abbiamo fatto una iniziativa importante, la seconda edizione nell'ambito del Mandorlo in Liore. Ringraziamo gli organizzatori che ci hanno voluto dentro il programma come evento collaterale. Questo significa che la CNA è un punto di riferimento nel territorio per le imprese, ma anche nei confronti delle istituzioni, perché oltre ad essere un'organizzazione datoriale, la CNA è un'organizzazione che ha una forza sociale. Oggi in serata abbiamo chiuso con il Cooking Show, ecco anche questa una grande vetrina, grazie ai cuochi e ai pasticceri dell'associazione provinciale Salvatore Schifano, guidata dal presidente Giovanni Chianetta, che ringrazio, così come la scuola del Niccolò Gallo con la dirigente Pisana e con il professor chef Antonello Iacono Manno, che ha coordinato gli allievi. Ecco, abbiamo trascorso una bella giornata, soprattutto all'insegna della promozione e della valorizzazione delle eccellenze del territorio e dei manufatti dell'artigianato artistico tradizionale. L'Istituto Gallo presente a questa iniziativa di CNA Arte e Gusto con un cookie show che sta in questo momento effettuando. Sì, siamo presenti, sono presenti i nostri ragazzi, i nostri professori per presentare dei piatti della tradizione siciliana rivisitati con l'estro e la fantasia che contraddistingue proprio i nostri giovani, e a questa iniziativa promossa dal CNA, che è veramente un'iniziativa di grande valore, perché è una vera e propria vetrina per l'agroalimentare, per l'artigianato del nostro territorio e della nostra provincia, in un momento in cui si vuole proprio sviluppare il nostro territorio, dare quella spinta propulsiva che permetta di rendere l'ospitalità un fiore all'occhiello, ecco. Noi vogliamo educare i giovani a questo senso dell'ospitalità. Dietro ogni piatto, dietro ogni pietanza c'è tradizione e c'è cultura, e c'è soprattutto quell'entusiasmo, quell'amore, quell'attaccamento per il proprio territorio, che è senso di appartenenza e nello stesso tempo orgoglio. Ringrazio veramente dell'invito al CNA e di questa collaborazione in una settimana particolare per la città di Agrigento, la settimana della festa del Mandorlo, in cui si inserisce perfettamente e contribuisce veramente a dare quell'apporto culturale e operativo che fa della nostra scuola, diciamo, una scuola presente nel territorio. Siamo con il segretario regionale Giglione a questa iniziativa Arte e Gusto qui all'interno del Palacongressi, ecco, dopo Taormina anche Agrigento. Sì, questa è la seconda edizione di CNA Arte e Gusto all'interno della manifestazione del Sagra del Mandorlo in Fiore, del Folklore. Oggi abbiamo voluto lanciare, assieme anche al presidente della fondazione, il dottore Mineo, al sindaco di Agrigento, anche l'iniziativa che sarà molto lodevole anche di preparazione in questa fase, Agrigento Capitale della Cultura 2025. Noi abbiamo voluto sin da subito dare la nostra disponibilità e lo abbiamo fatto anche oggi con la presentazione di un piatto particolare per la nostra provincia, che è il macco di fave rivisitato con i prodotti tipici della nostra terra, e lo abbiamo voluto inserire in questo contesto dove cultura, arte, spettacolo e i prodotti tipici della nostra terra diventano punto di forza. Noi stiamo lavorando, l'abbiamo detto a Taormina,
mese di novembre, per presentare come piatto protetto a livello europeo un piatto tipico che è il macco siciliano. Lo faremo attraverso una grande organizzazione che è l'Associazione Italiana Cuochi, che ci sta vicino, è un'associazione incorporata all'interno del sistema CNA, che ha visto in CNA una grande opportunità, quella di sposare il territorio attraverso i piatti tipici e farlo diventare punto di forza in tutto il mondo. Nell'ambito di CNA Arte e Gusto non solo enogastronomia ma anche cultura, con uno spazio dedicato a Medinova. Ma è una cosa importante che si ripete, io ho partecipato ad altre edizioni e qualcuno mi dice ma che cosa c'entrano i libri mentre si parla di alimenti? E ho detto in maniera molto chiara, il libro è l'olio per la mente. È cultura, quindi permette di poter apprezzare ancora di più tutto quello che c'è nelle nostre eccellenze, e Medinova è ormai così consolidata per cui effettivamente, e lo dimostrano infatti, è un'eccellenza del nostro territorio. Cultura per andare oltre, i libri per il nostro cervello, per la nostra formazione. Passiamo alla politica. Si è svolto il congresso cittadino di Italia Viva. Presenti per l'occasione Teresa Bellanova, già ministro, e Davide Faraone. Per l'occasione si è registrata anche l'adesione dell'ex assessore comunale Roberta Lala. Ce ne parla il collega Davide Sardo. Quale sarà l'impegno di Italia Viva per il territorio agrigentino? Innanzitutto essere presente con i cittadini, ascoltare e portare avanti le soluzioni che servono a risolvere i problemi della città, che ahimè sono tanti, li conosciamo bene. Credo che oggi Italia Viva serve una contrapposizione nuova in città. Vediamo che da molto tempo questa città, che ha un potenziale immenso, è rimasta l'ultima in classifica per quanto riguarda molte cose. Quindi vogliamo essere una forza nuova, propulsiva, per dare anche nuove idee e metterci in campo con tutta la nostra forza e il nostro entusiasmo, perché è sempre facile stare là a lamentarsi, ma serve anche mettersi in gioco e accoglierle le persone, ascoltarle. Questa è una cosa che vedo che manca molto, le persone si sono allontanate dalla politica. Noi vogliamo avvicinare i giovani, vogliamo vedere perché Agrigento è la provincia dove più giovani portano le loro competenze fuori. Questa è una cosa grave, perché noi abbiamo bisogno dei nostri giovani, delle competenze che hanno acquisito anche fuori, c'è bisogno che le portano da noi. Ci sono anche tanti giovani medici che si laureano ma trovano posto di lavoro negli ospedali fuori. Perché non avere questa forza all'interno della nostra provincia? Ci serve tantissimo, ci servono le infrastrutture. Io in questi giorni sono andata alla Leopolda e ho visto la differenza tra i servizi che ci sono in una città come Firenze e quelli che mancano in me ad Agrigento, una città che si definisce a vocazione turistica ma non ha le infrastrutture adeguate, non ha la viabilità adeguata, non ha i servizi adeguati, mancano i treni veloci. Purtroppo da noi le strade, come sappiamo, l'Agrigento-Palermo è da 20 anni che è ferma, è vero, c'entra l'ANAS, ma i politici una scrollata la potrebbero dare anche, no? E quindi siamo qua per essere propositivi, per fare anche opposizione laddove serve e accompagnare anche le amministrazioni dove fanno bene. Tra 1 anno e mezzo si vota ad Agrigento per il nuovo sindaco e rinnovare anche il consiglio comunale. La vostra corsa quale sarà? Noi ci saremo indubbiamente, ad Agrigento partiamo pressappoco oggi, perché oggi sono stata eletta coordinatore cittadino e quindi creeremo un gruppo di lavoro che si occuperà sicuramente di tante tematiche. Un'altra tematica che a me sta molto a cuore è quella della sanità. È vero che la sanità va male un po' in tutta Italia per ora, ci sono stati sempre tagli continui alla sanità. Io credo che proprio dopo la pandemia bisognava investire di più, perché la pandemia ha arrestato molte cose, ha arrestato la prevenzione e quindi ci sono attese troppo lunghe e penso che noi non meritiamo di avere un pronto soccorso di serie B. Con tutto il rispetto per i medici, un plauso a loro che continuano a lavorare a volte in condizioni molto pesanti, perché c'è molto lavoro e lo dividono in poche persone, quindi grazie a questi medici e speriamo che possano esserci sempre più assunzioni e un pronto soccorso più efficiente.
Si è celebrato stamani presso la chiesa di Santa Croce a Villa Seta, alla presenza dell'arcivescovo di Agrigento, il precetto pasquale interforze, presenti anche il prefetto, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Si è svolta a Caltagirone l'assemblea annuale dell'Ordine dei giornalisti. Nell'atrio comunale è stata allestita anche una mostra sui testimoni della verità. Per l'occasione, oltre all'approvazione del bilancio annuale, si è proceduto alla cerimonia di conferimento dei riconoscimenti per la carriera. Tra i premiati la nostra Margherita Trupiano per i suoi 35 anni di iscrizione all'Ordine, il collega Astello Zaccaria ed Egidio Terrana. Vi proponiamo l'intervista a Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Assemblea dell'Ordine oggi qui a Caltagirone, un momento in cui si celebrano anche gli anni di servizio di tanti giornalisti che hanno lavorato e continuano a lavorare nel campo. Sì, siamo nella città delle ceramiche che ci ha ospitato e ringrazio ovviamente il sindaco, ringrazio le autorità locali, anche i maestri ceramisti. Caltagirone ha ospitato il Consiglio, ha ospitato l'Assemblea, è stato approvato il bilancio, è stata approvata la relazione del sottoscritto, dialogo sempre aperto con il mondo del giornalismo, tra luci ed ombre ovviamente, perché il nostro è un mondo in grossa difficoltà, anche perché nel futuro c'è l'intelligenza artificiale che in più di un'occasione può provocare problemi, speriamo che non accada, però festeggiamo coloro che hanno tagliato il prestigioso traguardo dei 35 anni di iscrizione tra professionisti e pubblicisti e i 50 anni tra professionisti e pubblicisti. Lasciami ricordare e ringraziare coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento per i 50 anni, alcuni sono sobbarcati comunque non un facile viaggio, perché in Sicilia è difficilissimo viaggiare, per essere qui presenti a Caltagirone. Ringrazio anche coloro i quali riceveranno la medaglia a casa. Sono emerse tante criticità, all'interno del dibattito congressuale. Ecco, dove va la professione? Dibattito sempre imperniato sulle linee dell'educazione, del rispetto, però è chiaro che c'è un momento difficile, la nostra professione è delineata all'interno di un imbuto, difficilissimo poterci entrare, crisi editoriali, contrazione della vendita dei giornali, contrazione degli ascolti, bisogna fare qualcosa a livello nazionale, quindi ci sarà un cambio anche intanto della legge elettorale che ci permetterà di andare al voto rapidamente, senza fare 3 turni di votazione, poi bisogna trovare delle formule per l'ingresso in professione diverse, per evitare che si possa arrivare ad avere un tesserino professionale dopo i passaggi burocratici e gli esami, ma avere anche la possibilità di entrare all'interno del mondo professionale senza dover stare dietro la porta, anche perché a volte gli editori evitano il confronto o per lo più cercano di contrarre i posti di lavoro. Senti, è emerso anche il fatto che è diminuito un calo di interesse dai giovani verso la professione, cosa che invece prima non succedeva. I giovani sono innamorati della nostra professione, però vedono che ci sono delle difficoltà e quindi spesso chiedono consigli, però io dico sempre, anche perché non sono più un ragazzino, sono diversamente giovane, di alimentare i sogni, qualsiasi essi sono, e in questo caso se si sogna di diventare giornalisti, perché no, a provarci si fa sempre bene. L'avvento dei social ha un po' modificato il comportamento nel settore? Molto, l'ha modificato e spesso in peggio, perché ci siamo fatti sfuggire di mano, soprattutto gli editori, questo strumento bellissimo. Sono delle autostrade lunghissime, senza caselli, dico io, però è chiaro che bisogna lavorarci, bisogna stare molto attenti. Siamo stati sovraffatti dai social, che diventano delle agorà pericolose e quindi depauperano la figura del giornalista, che è una figura che screma la notizia, la porta con un doppio controllo anche alla fruizione del cittadino. Questo bisogna recuperare la funzione e la figura del giornalista come figura terza per il cittadino che legge, ascolta e segue i siti. Assemblea degli esproprianti straripante, promossa dal comitato No Ponte Capo Peloro, o è stato un vero successo? La corrispondenza da Messina. L'assemblea di sabato 16 marzo Siamo tutti espropriandi, promossa dal comitato No Ponte Capo Peloro, è stata un successo.
Più di 500 persone si sono riunite a Torre Faro per parlare di come impedire la cantierizzazione della città e di come muoversi legalmente per fermare l'avvio dei lavori. Mentre ingegneri, senatori, ministri e sedicenti esperti pro ponte discutono fra di loro del destino della città senza far sapere nulla agli abitanti dello stretto, centinaia e centinaia di residenti sotto esproprio e di cittadini stanchi di progetti campati per aria hanno dimostrato con la loro presenza che la città non vuole questa grande opera, che la città vuole che si investa sulle autostrade, sulle ferrovie e sulla salvaguardia del paesaggio. Hanno aggiunto: questa sala gremita è la risposta dal basso a tutti coloro che vogliono togliere a pescatori, contadini, commercianti il loro lavoro e dispostarli a proprio piacimento come se fossero pedine di una scacchiera. Il kit No Ponte è andato a ruba, centinaia di persone venute anche dalla Calabria si sono iscritte per essere aggiornate e poter partecipare alle future iniziative. Hanno ringraziato tutti e tutte aggiungendo che la lotta contro l'apertura dei cantieri continua. Linea alla regia per lo spot pubblicitario. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي معك للنهاية حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي يا نور العين Per la tua pubblicità su TVA chiama il numero 337 96 55 60. Sconfitta per l'Akragas fuori casa con la San Caldese per 3-0. Ho assistito a uno scempio più che a una partita di calcio. Queste le prime riflessioni a caldo del patron dell'Akragas, Giuseppe Deni. Ce ne parla Carmelo Lentini insieme a una panoramica dei maggiori avvenimenti della giornata di ieri. È stato un brutto pomeriggio per i colori biancazzurri dell'Akragas che al Valentino Mazzola si arrendono e in inferiorità numerica 9-11 ad una San Cataldese che è riuscita a segnare 3 reti solo nel finale. Un vero peccato perché ad inizio gara la squadra akragantina era riuscita a portarsi in vantaggio con San Severino, rete annullata dall'arbitro, chissà per quale motivo. Poi gli equilibri si sono rotti per una doppia espulsione combinata a Puglise e San Severino e così la San Cataldese in meno di 10 minuti riesce a segnare le 3 reti. La prima sul rigore all'85 con Varela, poi in pieno recupero con Correnti al 93 e la terza con Durmos al 95. Un risultato pesante che va oltre misura e fortunatamente lascia inalterata la classifica generale. Infatti i punti sulla zona play-out Locri e San Luca sono 10. Domenica si ritorna all'Esteneto per affrontare la Nuova Egea. Nessun problema invece per il capolista Trapani che supera in trasferta la Cireale con un sonoro 0-4, mentre Licate perde di misura sul campo del Portici. Ma vediamo nel dettaglio quali sono stati i risultati di questa giornata. A Cireale Trapani 0-4, Igea Vibonese 2-1, Locri Reale Casalnuovo 3-2, San Cataldese Akragas 3-0, Portici Licata 1-0, Reggio Calabria Castrovillari 3-1, San Luca Sant'Agata 1-0 e Siracusa Gioiese 2-0. Hanno riposato Canicattì e Ragusa. Fa davvero male perdere in questa maniera, quanto è amareggiato? Ma diciamo che sono tanto amareggiato, io ero venuto a San Cataldo per assistere a un bel incontro di calcio, visto anche i buoni rapporti che ci sono con la dirigenza locale, ma oggi più che a una partita di calcio ho assistito a uno scempio. L'arbitro, secondo me, noi abbiamo le immagini e manterremo le immagini all'ufficio di inchieste perché è un arbitro assolutamente inadeguato.
c'è un arbitro che può mettere a rischio anche l'ordine pubblico. Io ho visto delle cose assurde, non si può annullare un gol su autorete, cioè, cose inconcepibili. Non so cosa dirvi, una partita incommentabile, e noi manderemo gli atti, tutte le video riprese che abbiamo fatto all'ufficio inchieste, e poi ci penserà l'ufficio inchieste, ma questo è un arbitro da fermare assolutamente, perché mette a rischio l'ordine pubblico. Presidente, lei parla di ufficio inchiesta, però quindi non di errori, dolo, ma con colpa dell'arbitro. Ma secondo me gli errori sono stati così evidenti che si deve solo parlare di ufficio inchieste. Cioè, secondo me gli errori sono da ufficio inchieste, perché io posso ammettere la buona fede. Noi abbiamo subito anche qualche diciamo, cosa di negativo in alcune partite che sono dovuti alla buona fede, ma secondo me oggi c'è qualcosa di più. Noi non vogliamo diciamo, andare oltre, però faremo fare una valutazione all'ufficio inchieste, e poi, come di regola, l'ufficio inchieste si determinerà per come riterrà opportuno. Quindi, oltre al gol sull'autorete, Presidente, che effettivamente sembra un po' così, cosa lamentate in particolare? Ma diciamo che secondo noi nei primi minuti c'era un rigore. Poi un arbitro che fischiava solamente a senso unico per spezzare il gioco, non ha fatto effettuare tra due belle squadre. Oggi si doveva assistere a una bella partita, ma un arbitro che secondo me è venuto qua con altre intenzioni. Poi anche le espulsioni di Puglisi, di San Severino. C'è dell'assurdo in questa partita, non voglio commentare altro, però è una partita che si è messo a serio rischio l'ordine pubblico, ecco. È tutta responsabilità del direttore di gara. Mister Marco Coppa, un'altra big del campionato è attesa domani all'Esseneto, arriva la Fenice Reggio Calabria, l'ex Regina, una partita molto importante per entrambe le formazioni in lotta per obiettivi differenti. Che partita dobbiamo aspettarci? Ma innanzitutto credo che sia bello domani affrontare una squadra che per storia credo che sia la compagine più importante di questo campionato, e quindi credo che sia bello per tutti, e parlo per i tifosi, per la città e anche per noi addetti ai lavori, ricevere la Regina. Dopodiché, nel momento in cui è iniziata la partita, dovrà essere una partita come tutte le altre nostre, tentando di non sbagliare assolutamente l'approccio, con l'augurio che qualcuno possa davvero essere rientrato in maniera definitiva e di non farmi brutti scherzi durante i 90 minuti. Che avversario ti aspetti domani all'Esseneto? Un avversario, ho visto alcune partite della Regina, un avversario di qualità, è un avversario anche con degli elementi che hanno giocato in categoria superiore, è un avversario organizzato, è un avversario che quando va a giocare sempre sentendo la maglia che porta addosso, sapendo che c'è un tanto seguito di tifosi ovunque vanno, per cui domani mi aspetto una partita da parte loro anche di grande agonismo, ma è giusto così, noi però siamo pronti. Giornata interlocutoria per le due battistrada del girone A d'eccellenza. Nissa e Profavara hanno superato rispettivamente Fulgatore ed Aspra e continuano a marciare in vetta alla classifica, seguite a distanza dal Mazzara 46. Nel dettaglio la Nissa ha surclassato con ben 7 reti il malcapitato Fulgatore, mentre la Profavara a porte chiuse ha avuto la meglio sull'Aspa per 3-1. Vittoria anche per lo Sciacca che infligge 3 reti al Marineo, risultato finale 3-0. Mentre poi c'è una curiosità, il Don Carlo Misilmeri ha superato la Folgore grazie alla rete dell'ex sacragantino Pavesic in pieno recupero, vale a dire al 93esimo. È stata una giornata decisamente negativa per le squadre agrigentine della provincia di Agrigento. Gemine e Belloclina hanno perso entrambe in casa, rispettivamente contro il Bagheria e il Marsala. Il Camarat è stato superato allo stadio Lo Monaco dalla Parmonval, mentre l'unica
A raccogliere un punto è stato il Casteltermine, che ha pareggiato fuori casa con le Carenze. Per quanto riguarda questa categoria, i risultati: Città di San Vito Lo Capo Alba Alcamo 5-1, Empedoclina Marsala 0-2, Gemini Bagheria 1-2, Giardine Lese Cus Palermo 1-3, Iccarense Casteltermini 2-2, Parmonvalle Camarat 2-0, San Giorgio Piana Partinica Audace 3-1. Passiamo ora al calcio a Favara. Il Pro Favara vince per 3-1 con la squadra di Aspra. Ce ne parla il collega Moscato. In uno stadio ancora vuoto e senza pubblico a causa della seconda delle 2 giornate di squalifica del Broccoleri, la Pro Favara si impone sull'Aspra per 3-1, consolida il secondo posto nel campionato di eccellenza Girone A, distanziando notevolmente il Mazzara 46 e puntando diritta alla disputa della fase nazionale dei play-off per sperare nel salto di categoria. Ad andare in rete al primo minuto Luca Ficarrotta direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Il raddoppio arriva sul finire del primo tempo con l'ottimo Lucarelli. L'Aspra, dal canto suo, ha effettuato una buona prestazione, ritornando in partita ad inizio di secondo tempo, accorciando le distanze con Messina e sfiorando addirittura il pareggio, durante una fase calante della Pro Favara, che comunque ha subito ripreso le redini del gioco, sprecando diverse occasioni e chiudendo definitivamente l'incontro sul 3-1 al 40° con Erbini. Campionato d'eccellenza che adesso si ferma per 3 settimane e ritornerà in campo il 7 aprile. Sosta che consentirà alla Pro Favara di recuperare i tanti infortunati, Miano, Lapiana e Retucci, giocatori importanti nell'economia della squadra in vista anche del rush finale e, come dicevamo, soprattutto dei play-off nazionali. Ma sull'incontro con l'Aspra seguiamo le interviste. Non è stata una partita semplice, ma questo lo sapevamo, anche perché in questo momento credo che stiamo pensando più a ottenere il passaggio direttamente alla fase nazionale che a tutto il resto, quindi sapevamo che dovevamo vincere e portare a casa questa vittoria. Come ho detto prima, sapevamo che era una partita difficile, ma devo dire che tecnicamente non l'abbiamo giocata male, anzi credo che i ragazzi hanno fatto abbastanza bene, che sicuramente non abbiamo sfruttato al meglio tutte le occasioni che ci siamo create, e poi ingenuamente riusciamo anche a mettere in partita anche l'Aspra e da lì poi magari un po' di paura fino alla fine, fino a che abbiamo fatto il 3-1, però dico complessivamente in questo periodo sono abbastanza soddisfatto di quello che hanno fatto oggi. Come sarà il proseguo del campionato? 4 partite ancora per far cosa? Il proseguo del campionato adesso lascio qualche giorno in più ai ragazzi perché è giusto che sia così, poi abbiamo 3 settimane per poter lavorare e dobbiamo riprendere come stiamo facendo adesso, con entusiasmo, con tanta voglia, anche perché il nostro obiettivo è quello di arrivare direttamente alla fase nazionale, quindi ancora ci manca qualche punto e quindi dobbiamo lavorare per questo, e poi in quel mese penseremo a fare quelle fasi nazionali che magari ti permettono per arrivare di fare il salto di qualità. 2 partite in casa a porte chiuse, insomma la mancanza del pubblico è sempre una cosa brutta. No, sembrava quasi un allenamento, sembrava, sai, quegli allenamenti congiunti si fanno d'estate. Per me il pubblico, dico, io ormai ci sono qua da 1 anno e qualche mese, sapete cos'è per me il pubblico, quanto casa probabilmente i giocatori con il mio carattere, quindi io li vorrei sempre, li vorrei pure in allenamento, quindi mancano, ma per fortuna è finita, adesso li aspettiamo già dopo la sosta a Marineo per avvicinarci a quel percorso, a quel sogno che loro ci chiedono da 1 annetto. E proprio questo volevo chiederti, quale sarà il percorso da qui alla fine della Pro Favara? Ma il percorso da qui alla fine dovrà essere preparare ogni domenica come se fosse veramente una semifinale playoff nazionale, perché poi mancheranno le partite, mancherà l'adrenalina della partita, quindi noi dobbiamo sfruttare, se così si può dire, le ultime 4 giornate di campionato per prepararci mentalmente alla partita che poi speriamo sia il 26 maggio direttamente.
Sì, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo sbloccato subito, potevamo fare anche qualche gol in più perché abbiamo avuto tantissime occasioni, ma questo ormai è stato tutti i giorni nelle partite che giochiamo. Credo che meritiamo di andare alle fasi nazionali per il campionato che abbiamo fatto fino ad oggi, che penso che abbiamo fatto a prescindere un campionato straordinario, un campionato fatto di tante sofferenze, campi chiusi, all'inizio non abbiamo giocato in casa, 6-7 partite fuori. E quindi questi ragazzi posso ringraziare per quello che stanno facendo. Adesso c'è questo stop e poi si riprende per il rush finale. Lo stop è arrivato il momento giusto perché andiamo a recuperare tanti infortunati, abbiamo perso la Piana a dicembre, abbiamo perso Retucci, abbiamo da recuperare Mistretta e io credo che con tutta diciamo, tutti i giocatori a disposizione del mister diventiamo una squadra di nuovo molto importante perché andiamo ad affrontare poi quella fase diciamo, nazionale se Dio vuole con tutta la squadra a disposizione. Sperare di fare punti a Favara era sicuramente un'impresa alquanto difficile, però soprattutto nel secondo tempo ci avete provato e siete risultati anche abbastanza convincenti, siete riusciti ad accorciare, però poi la Pro Favara se n'è andata. Diciamo che oggi non ho tra virgolette nulla da rimproverare dal punto di vista dell'impegno e dal punto di vista del gioco espresso, perché è vero che non potevamo sperare di venire a fare punti a Favara, però ho detto semplicemente ai ragazzi di andare lì con la convinzione di poter fare bene e di poter esprimere diciamo un calcio propositivo. Così secondo me è stato, perché fare a Favara un 5 palle nette da gol diciamo secondo me già come prima settimana non è male. Sicuramente potevamo essere più cattivi e cercare di concretizzare qualche gol, magari 2 sul primo tempo e qualcosa al secondo tempo. L'unico rammarico è per come abbiamo preso i gol. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20, con replica la mattina alle 9, e sul canale 268 in tutta Italia. Vi auguriamo una buona serata.